Parla il pentito Maurizio Di Gati, per un breve periodo a capo di Cosa Nostra Agrigentina e scattano gli arresti. E così all'alba di oggi decine di agenti della mobile di Agrigento sono piombati a Favara per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Destinatari Domenico Sciortino, 55 anni, accusato di associazione mafiosa ed estorsione aggravata, il figlio Salvatore di 31, accusato di favoreggiamento aggravato per avere favorito la latitanza dei boss Maurizio Di Gati prima e di Gerlandino Messina dopo, e Gaetano Arnone, 37 anni, anche lui accusato di avere favorito la latitanza di Di Gati. I provvedimenti sono stati firmati dal GIP del Tribunale di Palermo Maria Pino su richiesta dei procuratori della DDA Vittorio Teresi, Emanuele Ravaglioli e Rita Fulandelli. Tutti sono di Favara. Il blitz, come detto, è scattato all'alba di oggi con un'azione degli agenti della mobile di Agrigento agli ordini del vicequestore aggiunto Corrado Empoli. Tutti e tre sono stati rinchiusi nel carcere Petrusa della città dei Templi. Ecco alcune dichiarazioni rese dai Di Gati che hanno inchiodato i tre. Nel periodo della mia latitanza dal 99 fino alla data del mio arresto, racconta il pentito, a Favara vi era una famiglia mafiosa, i Chiatti, diretta inizialmente da Giuseppe Vetro, i cui uomini d'onore erano Carmelo Milioti, Pasquale Laimo, Paolo Nobile, Giuseppe e Francesco Vella, Rosario Chianetta, Antonio e Calogero, Vincenzo Cipolla, Pasquale Laimo e Salvatore Sorce. Di Gati ha raccontato ai giudici che come persone vicine a lui c'erano anche Antonio Bellavia, Fabio Vella, Lino Vetro, Calogero Limblici, Giuseppe Fradella, Salvatore Lombardo, Gioacchino Licata, Rosario Pompeo, Giuseppe Quaranta, Vincenzo Quaranta, Giovanni Pirrera, Antonino Pirrera, Salvatore e Domenico Sciortino, Giovanni Milioto, Sergio Patti e Stefano Monreale. Di Gati, poco prima dell'arresto di Gerlandino Messina, fece ai magistrati altre confidenze, affermando che assieme al boss di Porto Empedocle c'erano Antonio e Calogero Pirrera, i nipoti Giovanni e Antonino, il Sciortino padre e figlio, nonché il cognato di Sciortino. Gerlandino Messina è a Favara, come ho detto, al maggiore dei carabinieri la notte dell'arresto, ha proseguito Di Gati. I Pirrera di Favara, Salvatore Sciortino, Michele Sciortino, zio di Pirrera, un certo Valendi, sono persone che curano la latitanza di Messina. Quest'ultimo, ha continuato Di Gati, si è spostato tra Contrada Perciata, dove sono stato anch'io. Ci sono poi due villini dei fratelli Valenti, poi c'è un posto dietro il magazzino di Barba, ma non so la zona precisa. Di Gati ha raccontato ai giudici un altro episodio che risale a poco prima delle feste di Natale del 2002. Mi sono recato in Contrada Perciata in una casa di Totò Sciortino, uomo oggi molto vicino al gruppo dei favaresi e collegato a Gerlandino Messina. Non ricordo chi mi fece incontrare con questo Sciortino, continua ancora Di Gati, da me prima di allora non conosciuto. Forse venne accompagnato da Salvatore Sorcio o Pasquale Laimo. Agli inizi del 2003 conosco Rosario Pompeo e Vincenzo Quaranta di Favara tramite Pasquale Laimo e mi mettono a disposizione la casa del padre di Quaranta, quella del suocero sita in Contrada Priolo e successivamente, grazie al mio interessamento, un'altra casa incontrata a Burraniti di Filippo Moncada, sempre di Favara. In queste case ci sono rimasto dal gennaio a maggio del 2003, poi mi sono recato nuovamente nella casa sopra menzionata di Totò Sciortino, per poi, durante l'inverno 2003-2004, a casa di Filippo Moncada.